Buongiorno, buongiorno in diretta con Focus TG. Sono una vampira, così scriveva la donna che ha ucciso annegandola nel water una bimba che era appena nata. Andiamo in diretta da Valentina Visentin che è a Padova. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, sono particolari davvero inquietanti quelli che emergono dal diario della 29enne italo-brasiliana che lo scorso 29 ottobre ha ucciso la neonata che aveva appena partorito affogandola nel water all'interno del suo piccolo appartamento sopra il nightclub Il Serale di Pieve di Sacco, un locale che è ancora chiuso anche se è stato dissequestrato dai carabinieri. Il diario della ragazza è stato ritrovato in un armadio dell'appartamento. Proprio nei mesi e nelle settimane in cui affrontava la gravidanza, una gravidanza tenuta nascosta a tutti, scriveva di vampirismo, di occultismo, definendosi anche lei stessa una vampira. Alla luce di questo, dell'incidente probatorio che si sta portando avanti, della perizia, si capirà se richiedere una perizia psichiatrica per capire se la ragazza fosse capace di intendere di volere quando ha partorito e poi ucciso la bimba, una bambina nata sana perché è stata trovata acqua nei polmoni, quindi significa che la piccola è stata affogata, è stata uccisa, lo ha detto anche l'autopsia e tutti gli esami che sono stati effettuati sul piccolo corpicino. I risultati stanno arrivando in queste settimane e chiariranno quindi il quadro delle indagini. Quel che è certo è che la piccola è nata viva e quindi è stata uccisa dalla mamma, che attualmente si trova agli arresti domiciliari in Puglia dove vivono i genitori. Le indagini, dicevamo, proseguono per chiarire tutti gli aspetti di questa drammatica vicenda avvenuta a fine ottobre a Pieve di Sacco. La ragazza ballerina in un nightclub, si indaga anche ovviamente per capire se c'era anche dello sfruttamento della prostituzione all'interno del locale. La ragazza ha sempre tenuto nascosta la gravidanza fino a quando non ha partorito da sola la piccola e poi affogata nel water. Le indagini si stanno concludendo e a maggio è prevista la prima udienza fissata dal giudice per le indagini preliminari della Procura di Padova, Domenica Gambardella. Intanto dal Tribunale di Padova è tutto, linea allo studio. Grazie molte a Valentina Visentin e a Federico Cibotto per la parte tecnica. Un malore improvviso domenica notte, una crisi apparentemente non peggiore di altre già superate in passato, che non faceva presumere un epilogo tragico. E invece ieri mattina, a soli 7 anni, il piccolo Andrea Cosato, nipote del sindaco di Cessalto Emanuele, è morto all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove era stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso del SUEM di Treviso dopo un primo ricovero a Oderzo. Il bambino abitava con la famiglia, mamma Laura e papà Domingo, a Motta di Livenza, e fin dalla nascita gli era stata diagnosticata una malattia rara. Il piccolo frequentava la scuola elementare, aveva compiuto 7 anni lo scorso 28 gennaio, tanto che in un post sul social la mamma, facendogli gli auguri, aveva scritto: «Sei il nostro miracolo, non finisci mai di darci continue soddisfazioni». È ancora da fissare la data dei funerali. Ieri sera avrebbe dovuto essere a Focus il sindaco di Cessalto, cioè lo zio del piccolo, e all'ultimo momento abbiamo saputo che non avrebbe potuto partecipare proprio perché era stato colpito da questo grave lutto familiare. Quindi al sindaco di Cessalto, ovviamente da parte nostra, le condoglianze di tutta Media Nord-Est. Vediamo adesso un gravissimo infortunio sul lavoro nel pomeriggio annuale, per il quale un 59enne sta lottando per la vita all'ospedale dell'Angelo. Vediamo il servizio, poi andremo in diretta a Cabalbi a Venezia, dove sta intervenendo in una conferenza stampa il presidente Luca Zaia. Intanto a Noale. Allora andiamo dal presidente Zaia in diretta, sentiamo. Università di Padova, il professor Nicola Elvassore, direttore del VIM, non l'ho visto, e il professor Antonio Parbonetti dell'Università di Padova, su delega del professor Angelo Paolo Deitos, la dottoressa Francesca Russo della direzione della prevenzione che saluto
della Regione Veneto, e il professor Paolo Simioni, che non è presente ma lo citiamo, direttore del Dipartimento. Allora, questa è una partita importante, quest'anno si discuterà ovviamente di temi chiave come quelli che sono rappresentati dall'innovazione, le biotecnologie, l'intelligenza artificiale, le nascenti pandemie, epidemie, le resistenze, l'antibiotico resistenza, si parlerà di infezioni ospedaliere, immagino che si parlerà di un sacco di temi e poi ve lo diranno. Io vorrei lanciare un video subito e poi invitare qui a fianco a me i relatori. Allora, questo era un video mostrato dal Presidente Luca Zaia. La conferenza stampa, come avrete capito, è incentrata sulla sanità del Veneto e sulle novità che annuncerà il Governatore. Ma andiamo avanti con la cronaca. Vi dicevo, a Noale un gravissimo infortunio sul lavoro ieri pomeriggio, per il quale un 59enne sta lottando per la vita all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Anna Maria Parisi. Gravissimo infortunio sul lavoro a Noale quando nel pomeriggio il 59enne titolare dell'ex consorzio agrario di Verossi è caduto improvvisamente dal ponteggio presente nel cantiere all'interno dell'azienda, precipitando e battendo rovinosamente la testa a terra dopo un volo di 2,5 metri, massimo 3. Il fatto nel pomeriggio. Tempestiva la macchina dei soccorsi con l'arrivo immediato del SUM 118 e i vigili del fuoco che sono riusciti a imbragare e posizionare il 59enne nella barella a terra. Dopo averlo recuperato con l'uso del vericello è stato elitrasportato all'ospedale dell'Angelo, dove sta lottando per la vita e dove con tutto il personale sanitario che l'ha preso in cura l'ha raggiunto anche il figlio che lavora in azienda con lui. Sul luogo dell'incidente anche gli uomini dello Spisal. Tra le cause della caduta non si esclude un improvviso malore come pure la perdita di equilibrio per altre ragioni, ora al vaglio degli inquirenti. Sul luogo dell'infortunio anche il sindaco di Noale, Stefano Sorino, che esprime la massima vicinanza e sostegno alla famiglia. Servizio di Anna Maria Parisi. Torniamo sull'incidente che ha portato alla morte di una signora 79enne che è stata ritrovata tra Albignasego e Maserà nella sua auto. Sembra che sia morta per il freddo, perché era piena notte, è rimasta bloccata all'interno della vettura. Vediamo. Questa signora viene avanti e poi torna indietro e mi dice: "Ah, ho visto una macchina nel fosso." "Come una macchina nel fosso?" Sì, ho visto una macchina nel fosso. Io non vado avanti perché ho paura con quello che succede il giorno d'oggi. No, vengo io. Sono passati pochi minuti dalle 8 quando il signor Franco corre e scorge nell'auto finita nel fossato una donna. Esanime, la signora Lorenzina Vezzù, 79 anni, residente a Ponte San Nicolò, era all'interno della sua Honda Civic con la quale nel cuore della notte, verso l'una, quando i cani di Franco avevano abbaiato, ha tentato inutilmente di fare retromarcia dopo aver percorso questa strada sterrata a Lion di Albignasego, dove i veicoli non possono transitare. Mi sposto verso il lato e vedo che c'è la porta aperta, quella davanti della macchina, e guardo bene e ho visto la signora che era
distesa dell'acqua così, e aveva un braccio sotto la ruota. Subito è scattato l'allarme, il corpo dell'anziana senza vita è stato recuperato. Con ogni probabilità la signora si è persa. Ha imboccato questa strada di campagna e, non potendo proseguire per la presenza di questi paletti, ha inutilmente tentato di girare l'auto e tornare indietro. Finita nel fossato, le ruote impantanate, la signora ha provato a uscire dall'abitacolo e urlato alla ricerca di aiuto, avvolta dal buio di una notte gelata. Era sotto zero questa notte e penso, perché acqua non è tanta, però è bastata quella lì col freddo, e poi magari lei aiuto, chiamava aiuto, non c'era nessuno e lì è rimasta poverina. Nel fossato restano 2 scarpe nere da donna. Viveva sola Lorenzina Vezzù a Ponte San Nicolò. Originaria di 2 Carrare, l'anziana aveva delle fragilità note agli uffici comunali ed era anche aiutata dai vicini. Cosa l'abbia spinta a uscire di casa nel cuore della notte e perché sia finita proprio qui cercheranno di stabilirlo le indagini condotte dai carabinieri di Abano Terme. Resta la grande tristezza per una tragedia terribile avvenuta in una buia notte di metà febbraio. Il servizio di Chiara Gaiani è un altro incidente stradale. La Procura di Padova ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale per far chiarezza sul sinistro avvenuto all'alba di domenica lungo la direttissima che collega Padova con Abano, dove ha perso la vita Mirella Mustea, 20enne di origine rumena. Indagato per omicidio stradale il conducente dell'automobile, un moldavo di 25 anni che verrà sottoposto a tutti gli accertamenti per verificare le condizioni psicofisiche al momento dell'incidente. All'interno dell'auto omologata per 5 persone c'erano invece 6 giovani. Disposta anche l'autopsia sul corpo della vittima, l'esame dovrà chiarire le cause del decesso e fornire elementi per le indagini. Adesso andiamo in diretta a Bassano del Grappa per problemi che riguardano la droga e sentiamo subito Alex Giuliano con Alessandro Costa Curta per la parte tecnica. A te, Alex. Buongiorno direttore, dici bene, altri 2 casi di ragazzi minorenni trovati in possesso di sostanze stupefacenti al centro studi, che è la struttura che vedete alle nostre spalle. Noi siamo in compagnia dell'assessore alla sicurezza di Bassano, Alessandro Campagnolo. Perché direttore? Perché oltre a un atavico problema di spaccio di droga, proprio qui al centro studi negli ultimi mesi, e lo abbiamo raccontato puntualmente, si sono verificati episodi di violenza, di risse, di aggressioni. Insomma, assessore, lei si è fatto portavoce di un'idea, quella di un confronto guardandosi negli occhi con i sindaci del comprensorio, con i dirigenti scolastici, perché bisogna venire a capo di quello che sta diventando un grosso problema a Bassano. Allora, abbiamo fatto innanzitutto una riunione tecnica, un tavolo di lavoro in commissariato la settimana scorsa, dove abbiamo deciso con il responsabile del commissariato, su sollecitazione peraltro del questore di Vicenza, che è molto attento a questa problematica, abbiamo deciso di creare un sistema tra le forze dell'ordine che programmi interventi in zona, verifiche costanti, programmate proprio, sia con polizia che con carabinieri e polizia locale, che diventino sistematiche. Quindi spesse mattine a caso, senza avvisare, si arriverà a fare attività di controllo sistematica, proprio per prevenire non solo lo spaccio di stupefacenti, ma anche e soprattutto chi, come si suol dire, ai miei tempi si diceva, brucia dalla sola alla scuola. Si guarderà anche questo, questo per dare un segnale ai ragazzi che sappiano che stiamo intervenendo in maniera programmata e sistematica. Ci vedranno molto più presenti qui in zona. Dopodiché abbiamo lavorato anche sul fronte con il sindaco che insiste a telecamerare al meglio la zona e siamo intervenuti già ieri a creare ulteriori punti di telecamere. Ce ne saranno molte e verranno lette le telecamere direttamente presso il comando di polizia locale,
tanto perché si sappia, si potranno leggere da queste telecamere anche le targhe delle macchine che passano, quindi staremo molto attenti anche a vigilare in termini preventivi sulle dinamiche, sugli spostamenti di ragazzi qui in zona. Ecco, Assessore, in chiusura, prima di ridare la linea allo studio, lei ha parlato di pendolarismo dello spaccio e della criminalità, perché ricordiamo che noi veniamo da un periodo, quello di novembre-dicembre, che ha visto anche tanti furti a Bassano e anche tanti episodi di violenza. Sì, il Questore sta adottando nello specifico un provvedimento per quel ragazzo che si è reso responsabile più volte qui al centro studi e anche in centro storico di spaccio e rissa. Sta provvedendo a adottare un provvedimento di divieto di accesso presso la zona sia del centro studi sia dei locali pubblici della zona di Bassano e immediatamente vicino al centro storico. Per il resto, quando lei prima ha accennato ai presidi, io auspico che con queste attività tecniche che stiamo adottando per il futuro ci sia una possibilità di dialogo costante con i presidi che ci vedano sistematicamente insieme e anche i sindaci del comprensorio, perché come ricordava bene la sindaca di Mussolente, molti studenti vengono da comuni limitrofi, quindi sono interessati anche i sindaci del comprensorio. Una stretta dunque sui controlli e sulla sicurezza, si lavora sulla prevenzione. Qui da Bassano è tutto, direttore, noi restituiamo la linea. Grazie molte ad Alex Giuliano e ovviamente all'assessore Campagnolo. Andiamo avanti con una storia che riguarda la condanna per una 72enne che per anni aveva stalkerizzato un frate della Basilica di Sant'Antonio, siamo a Padova. Il sacerdote è stato costretto a fuggire dalla città e si è rifugiato a Bologna e a Genova. 2 anni e 2 mesi è stata condannata una parrocchiana di 72 anni accusata di aver perseguitato un prete di 55 anni costretto a fuggire da Padova fino a Bologna e poi a Genova. La condanna del Tribunale Ligure mette fine ad un incubo iniziato nel 2015 quando la signora di origine belga incontra il frate durante un pellegrinaggio a Padova alla Basilica di Sant'Antonio. La donna avvicina il sacerdote e, confidandogli di essere malata in fin di vita, lo convince a farsi dare il numero di telefono. Inizia così a tempestarlo di chiamate, anche 300 al giorno. Il prete cerca di bloccare il numero, ma la donna lo rintraccia e continua a molestarlo telefonicamente. È costretto così a trasferirsi a Bologna, ma sentendosi respinta, la stalker alza il tiro e lo accusa sui social di violenza sessuale. Il sacerdote inizia a stare male e deve ricorrere anche ad un sostegno psicologico, tanto è l'ansia che la 72enne gli provoca. Si trasferisce anche a Genova, ma anche qui viene rintracciato dalla donna. Per la signora si tratta della terza sentenza a suo carico. In passato era stata condannata anche per aver violato il divieto di avvicinamento al sacerdote. Ora, con questa nuova sentenza, il prelato spera di aver messo la parola fine ad un incubo che ormai lo tormenta da 10 anni. E queste erano le notizie da Padova, ne daremo altre più avanti, ma adesso andiamo a Mogliano Veneto perché c'è la protesta dei residenti nella zona di Marocco dove in un campo dovrebbero arrivare 18.000 pannelli solari. Per noi c'è Christian Arboit con Tommaso Migot. A te Christian. Esatto, direttore, buongiorno anche da parte di Tommaso che sta inquadrando la parte interessata da questo mega progetto, un maxi impianto agrivoltaico, lo dicevi bene, 18.000 pannelli che corrispondono, sindaco Davide Bortolato, a quanti campi da calcio? 11 campi da calcio, 5,5 ettari, la superficie interessata è di 17 ettari, quindi è un mega impianto agrivoltaico. E questo in una zona, lo potete vedere, di particolare interesse non solo paesaggistico, ambientale, ma anche storico-artistico, le famose ville del Terraglio. Assolutamente, qui vicino ce ne sono tante, il Terraglio stesso passa qui a 300 metri di distanza. Le ville venete che sono la nostra ricchezza perché Mogliano è una città d'arte grazie alle sue ville e tra l'altro una di queste che è qui a ridosso del futuro previsto impianto è una villa importante perché è la villa che ospita il museo Tony Benetton e con all'interno delle barchesse molte delle sue opere e anche nel parco stesso. Possiamo vedere un rendering di quello che andrebbe a capitare? Sì,
Questo è il fotoinserimento che ieri ho mandato in sovrintendenza per chiedere la revisione del parere che hanno dato. Purtroppo la sovrintendenza ha dato un parere positivo a questo impianto perché probabilmente ha fatto una semplice analisi vincolistica senza vedere cosa c'è intorno. Questa è la villa Benetton e questo è l'impianto che verrebbe fatto alle sue spalle, quindi una cosa assolutamente impattante dal punto di vista paesaggistico. Quindi lei ha chiesto una revisione urgente, che è poi una facoltà che appunto le dà la legge. Staremo a vedere. Tra l'altro, per l'impianto di via Cavalleggeri, che è un altro impianto agrivoltaico, maxi impianto dall'altra parte del territorio comunale, voi siete già alle vie legali. Sì, siamo davanti al TAR. Ecco, ci tengo a dirlo, noi non siamo contrari al fotovoltaico, anzi, quando si tratta di impianti fatti in zona congrua abbiamo detto sì. Abbiamo già 2 impianti che si stanno costruendo, uno all'interno di uno svincolo autostradale, la Salinella Eolico sta facendo questo impianto che non dà fastidio a nessuno perché siamo proprio dentro uno svincolo, e un altro impianto che abbiamo assentito è su una ex cava, quindi ci sono le zone idonee. Mogliano è attraversata anche da molte autostrade, quindi si possono fare lì gli impianti vicino alle autostrade e non ad esempio qui. Quindi siti dismessi, fabbriche e quant'altro, edifici anche pubblici, ci sono le alternative, e ci sono poi le storie dei residenti che non vogliono questo impianto agrivoltaico, maxi impianto agrivoltaico. La storia di questa giovane famiglia è particolarmente emblematica. Qual è la vostra storia? Noi abbiamo rogitato a febbraio 2023 e siamo l'abitazione che verrà circondata a lato nord, sud e ovest da questi pannelli che sono alti più di 4 metri. La casa è quella, la può inquadrare Tommaso, grazie Tommaso. Quella è la casa, è la vostra casa che avete acquistato nel 2023. Esattamente, e non eravamo a conoscenza di quello che sarebbe successo, dei progetti che c'erano per il terreno adiacente alla nostra abitazione, ma soprattutto la cosa che ci ha fatto rimanere un po' più perplessi è stata che lo stesso proprietario dell'abitazione è lo stesso proprietario del terreno che circonda la casa, e non siamo stati avvisati di nulla. Vi sentite un po' beffati, immagino? Un po' sì. Se lo aveste saputo prima? Avremmo preso decisioni differenti o comunque avremmo fatto delle considerazioni diverse. Perché c'è da dire chiaramente che interventi di questo tipo vanno ad abbassare anche il valore poi degli immobili, vanno ad alterare un po' il mercato anche immobiliare, e questo ha un peso specifico. Certo, sì. Cioè, più che altro la zona così dà un pochettino fastidio vicino alle abitazioni, per una mia considerazione personale non capisco per quale motivo il proprietario potrebbe benissimo farlo altrove o anche vicino alla sua azienda, invece non lo fa, magari e lo fa in aperta campagna, diciamo. Esatto. Per questo voi siete contrari, perché proprio non capite il motivo per cui deve venire proprio qua con tanti capannoni che si possono utilizzare per fare questi impianti e rubare suolo alla campagna ancora. Lei dice una cosa molto, molto forte, insomma, rubare suolo alla campagna, che è una campagna dove si passeggia, è una campagna importante, perché insomma Mogliano è anche un centro urbano importante. No, guardate che bello, è bellissimo, sono posti meravigliosi, è assurdo rovinarli questi posti, non ha senso. Io non li vedo da casa mia questo impianto futuro, non lo vedo, però mi dispiace tantissimo, non è possibile distruggere un territorio così bello. Voi siete pronti a dare battaglia? Certamente, anche perché insomma non sta nella logica proprio dell'utilizzo del terreno un progetto del genere in un contesto così bello e meraviglioso, insomma. E costruire in questi contesti diventa deleterio per la popolazione, per l'ambiente, per tutto. Anche un impatto sociale, una costruzione di questo tipo. Ma sicuramente, perché hanno una vita, viene detto, di 30 anni. E se continuiamo di questo passo si rischia veramente di tappezzare il nostro territorio di questi laghi di vetro, di pannelli solari, e pensare di crescere un figlio o comunque di non dare la possibilità di godere di questi paesaggi, di questa bellezza, è una pena, un gran pensiero.
Un'ipoteca sul futuro vera e propria. Sindaco, insomma, chiudiamo con lei, si va avanti nella battaglia, voi andate avanti. Assolutamente, abbiamo presentato le osservazioni su questo impianto, verranno controdedotte, abbiamo chiesto un'inchiesta pubblica per controdedurle, si va avanti nella battaglia perché assolutamente questo tipo di impianti così impattanti nella nostra bella campagna non li vogliamo, abbiamo dato le alternative e lì devono essere fatti. Grazie Sindaco Davide Bortolato, grazie a tutti i residenti di Marocco che ci hanno raggiunto, e anche questo è un segnale di quanto la tematica sia importante. Abbiamo organizzato questo in pochissimi minuti, quindi insomma è un tema che la popolazione sente e come. Per il momento è tutto da Marocco, da via Carlo D'Azeglio, con Tommaso Migotto, direttore. Ti restituisco la linea. Grazie molte al nostro inviato Christian Arboit. Adesso andiamo da Alex Giuliano in Val Brenta, perché anche lì i cittadini sono sul sentiero di guerra contro la realizzazione di una centralina sul Brenta. Andiamo da Alex Giuliano. Non sono solo le attività commerciali legate al fiume Brenta ad essere preoccupate per la possibile costruzione di una nuova centralina elettrica sul fiume, e anche l'associazione Bacino Acque Fiume Brenta. Siamo in compagnia del presidente Claudio Gobbo, che ai nostri microfoni racconta non solo di una preoccupazione legata a tutto quello che è una filiera di attività e di comunque strutture legate al mondo del lavoro, all'imprenditoria, che ruotano intorno al fiume Brenta, allo sport, ma qui c'è un problema legato anche alla fauna ittica. Certamente, noi in Brenta abbiamo la trota marmorata, che è una forma endemica del fiume, è rarissima. Da 20 anni continuiamo a proteggerla completamente, infatti vige il divieto di pesca. Questa trota trova il suo habitat naturale nella zona di Vastagna. Una deviazione come prevista farebbe il macello, cioè andrebbe a sopprimere tutto l'habitat che ora si è creato in quella zona. Quindi siamo permanentemente contrari a questo. Per noi sarebbe la fine di un'attività che dura da più di 40 anni, l'associazione. Abbiamo circa 2000 frequentatori del fiume l'anno e vengono soprattutto per vedere la trota marmorata. Quindi per noi sarebbe la distruzione di tutto. Senta, voi avete anche manifestato un certo disappunto per diciamo quello che è il mancato sostegno, supporto ad esempio da parte della Regione. Non parliamo di politica, parliamo proprio di una questione tecnica. Perché non si riesce a tutelare in maniera definitiva, insomma, questa parte del fiume? Qua c'è da capire se è la politica o se sono i dirigenti sotto che applicano in maniera estrema i regolamenti, le leggi. Certamente che dopo 20 anni che si parla di questa centrale, e dopo che nel 2017 addirittura la Regione si era proposta di evitare la costruzione di queste centrali lungo il fiume, che già ha dato tanto, noi non riusciamo a capirlo. Questo per noi è un punto stretto, ma lo dobbiamo chiedere a qualcuno. Naturalmente anche qua in Comune di Bassano abbiamo un ex politico a livello regionale che dovrebbe darci queste risposte o potrebbe aiutarci a evitare questo. Senta, in chiusura, perché il tema chiaramente è di stretta attualità, coinvolge non solo la vallata ma coinvolge tutti coloro che insomma hanno a cuore il fiume Brenta e la salvaguardia appunto della fauna ittica. Come cambierebbe diciamo, la situazione con la deviazione, con la costruzione della centralina, cioè le ripercussioni, per farlo capire alla gente che ci segue da casa, che tipo di conseguenze ci sarebbero? Sarebbero catastrofiche, cioè ormai il fiume
se andiamo a guardarlo che nel 2023 con la grande secca ha avuto acqua solamente nelle zone di Vastagna e qua nelle zone di Bassano. Andare a ridurre la portata nelle zone di Vastagna sarebbe ammazzare completamente il fiume. Già abbiamo problemi con i tiofagi, chi più ne ha più ne metta, per noi sarebbe la fine e sarebbe la fine per la vita del fiume. Ecco, questo è quanto. Allora, grazie intanto ai nostri registi Renato Cappoia e Andrea Basso. Vediamo un'altra protesta dei cittadini, questa volta siamo a Vicenza per il progetto tram che collegherà la fiera al centro storico, un progetto che agita nuovamente i commercianti di Corso San Felice. Per noi ci sono Daniele Garbin e l'operatore Andrea Benetti. Siamo in Corso San Felice a ridosso di Piazza Castello, è una di queste zone tra poco, insomma, secondo i progetti dell'amministrazione comunale, sarà soggetta a una profonda rivoluzione. Cosa si tratta? Si tratta del passaggio del progetto del metro tram, un'opera compensativa prevista già con i lavori della TAV che secondo me il progetto iniziale prevedeva il tracciato di questo mezzo di locomozione leggero che dovrebbe collegare la fiera con il centro città, appunto, passare in questo tratto di Corso San Felice, una zona anche centrale ma ridotta come dimensioni. Infatti la previsione secondo il progetto è quella di far sparire tutti quei parcheggi che vedete in questo momento vicino ai negozi per lasciare posto proprio alla linea di questo metro tram, una soluzione che lascia di perplessi i cittadini ma soprattutto i commercianti, che così vedrebbero sparire anche quell'appoggio che serve ai loro clienti per poter continuare a dare un servizio di questa situazione, di questa strada che qui proprio soffre proprio per la riduzione del carreggiata. Chiedono di poter eventualmente cambiare il tracciato, farlo passare il metro tram nella vicina Viale Milano, Viale Torino, proprio per evitare di trasformare profondamente questa zona, perché molti commercianti allarmati vedono proprio diminuire in maniera drastica i loro potenziali clienti, tanto da meditare proprio di spostarsi altrove. Qua anch'io penso di andare via se fanno una cosa del genere. È l'unica via dove ci sono i negozi, che pescheria, macellaio, parrucchieri, c'è tutto, perciò se andiamo via tutti. Il problema è che non possono più parcheggiare le auto, per cui noi siamo un po', come si dice, tagliati fuori, perché le persone pretendono di arrivare davanti ai negozi con le macchine. Ho appena spostato da un negozio piccolo a un negozio grande, è appena aperto da qualche mese, poi mi finirà di chiudere il negozio. In questo caso qua, quella è la mia problematica, e poi i clienti che vengono da me vanno solo per qualche minuto, di passaggio. La prima cosa da chiedere? Tanto la fermata per me. E dopo che ci siano carico e scarico, perché tutti qui abbiamo camion che arrivano 2 o 3 volte a settimana. Non possono partire, viene caldo, chi ha il pesce, chi ha la carne, anche noi stessi. Io faccio matrimoni, cosa devo farmi? Mezzo chilometro per portare una torta a caricarla. Il nostro quartiere si inserisce in una zona già abbastanza calda. Per fortuna noi possiamo ancora vantare di essere questo piccolo centro commerciale all'aperto, naturale, che tiene il presidio. Noi, tenendo le luci accese e le vetrine aperte, sicuramente facciamo un po' di barriera, ecco. Se poi manchiamo noi, poi dovrà risolvere l'amministrazione i suoi problemi, non sono certo i nostri. Però noi siamo qua pronti anche per fare questo compito, oltre che del commercio. La gente si trova questa decisione da un giorno per l'altro, perché evidentemente non ha seguito tutto quello che è successo in questi anni. Io ho partecipato anche alla riunione dei commercianti, che sono immensamente arrabbiati. Cercheremo di spingere per la soluzione di Via Milano. E sono servite un paio di settimane di indagini alla Polizia Locale di Vicenza, siamo rimasti a Vicenza, per individuare e denunciare il presunto responsabile di un'aggressione in Campomarzo. È accusato di lesioni personali e minacce il 28enne originario della provincia di Potenza, ritenuto responsabile dell'aggressione avvenuta in Viale Roma nella notte fra il 3 e il 4 febbraio. La vittima, una donna di 36 anni, era appena uscita dalla stazione ferroviaria e stava andando a prendere una bicicletta del servizio bike sharing.
Siamo riusciti dopo attente indagini a risalire all'autore dell'aggressione, grazie anche alle testimonianze di alcuni cittadini che hanno riconosciuto l'aggressore stesso, e di questo dobbiamo appunto rendere grazie molto a queste persone che ci hanno aiutato. Lui le dice di non muoversi, lei risponde di non avere nulla con sé e si allontana verso Piazzale De Gasperi. Inseguita viene prima colpita, poi gettata a terra. Sbatte la testa, subisce un trauma cranico, un'escoriazione al gomito e alcuni ematomi con una prognosi di 8 giorni. E sappiamo appunto che è un bivaccante, era già stato appunto per così dire tacciato con ordine di allontanamento da parte del questore, e quindi abbiamo comunicato tutto, deferito tutto all'autorità giudiziaria per i provvedimenti conseguenti. L'uomo era inizialmente fuggito verso il Giardino Salvi, facendo perdere le proprie tracce. La sua identità, grazie al racconto dei passanti, era già stata accertata, ma le ricerche fatte quella notte stessa non avevano avuto esito. Una successiva testimonianza ha confermato che si trattava proprio del 28enne lucano, non l'unico caso di bivaccante a Vicenza. La nostra città insomma, è attentamente monitorata dalla polizia locale per quanto riguarda i fenomeni che riguardano il bivacco, che sono fonte anche di allarme sociale nei confronti dei cittadini, ma cerchiamo sempre di tenere sotto controllo la città. Servizio di Mirko Cavallin, vediamo le reazioni in città dopo questo ennesimo fatto di violenza. Vediamo. Molto grave per me questa cosa qua, perché dovrebbe essere più sicurezza, più tranquillità, non si può neanche più muoversi di sera, c'è sempre pericolo che qualcuno ti venga addosso, che ti prenda, che è un problema grosso secondo me. Certezza della pena, anche se capisco che possa essere difficile magari per microcriminalità, però serve qualcosa di più o farli allontanare, insomma abbiamo visto Padova qualche giorno fa che c'è stata una zona rossa messa in centro, sotto i portici non c'è più nessuno. Ci vuole una partecipazione attiva di tutta la gente, di tutta la gente di buonsenso. Ecco. Beh, da medico legale, quale sono? Cioè, avendo esperienza dell'ex ASL numero Arzignano Campo Valdagno, il sistema sociale, il sistema di controllo, le case famiglia, i centri diurni, sono molto più organizzati che non il territorio di Vicenza città. Pensare che c'è una malattia mentale che si vuole ignorare, però esiste. Questa poi porta al discorso di rifiutare di voler dormire per strada, di rifiutare tutto, di essere irascibili, aggressivi. Al di sopra di tutto è la persona che conta, quindi se noi calpestiamo la dignità della persona siamo fuori binario. Allora, la sicurezza è sempre bilanciata dalla dignità, dal capire quali sono le necessità dell'altro che viene da me a chiedere. Ma non lo so, non lo so. Paura? Beh, io no, perché vado fuori in ore buone, sì che io la sera non vado fuori, va fuori mio figlio, sì che... Questi episodi si ripetono e poi ti viene a livello istintivo da dire no. Ecco, gliene avrei date altrettante, ma insomma, però bisogna ragionare, non farsi prendere evidentemente dall'istinto che sarebbe, no, tutti quanti siamo dalla parte della ragione della ragazza, insomma, e trovare sistemi e misure concrete, efficaci, che diano anche il senso di protezione della cittadinanza. Questo diventa un problema. Al di là delle cause che spingono questa persona a comportarsi così, no, è inaccettabile, insomma, è inaccettabile. La risposta ferma, assoluta di garanzia della tutela viene prima di tutto il resto. Servizio di Daniele Garbin. A Padova il Dies Academicus della Facoltà Teologica del Triveneto, che celebra i 20 anni dalla fondazione. Anche il Santo Padre ha inviato un messaggio, per lui in queste ore in tutto il mondo sta pregando, Francesco è ancora ricoverato all'ospedale Gemelli. Ecco le parole del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, proprio sul Pontefice. Il Santo Padre ha voluto esservi vicino oggi, tutti preghiamo per lui. Sì, noi siamo dei figli preoccupati per la salute del Papa e preghiamo augurandogli di ristabilirsi al più presto possibile e facciamo il tifo per lui
e nello stesso tempo abbiamo una forza che è quella della preghiera che metteremo in atto. Così il patriarca di Venezia, ed è morto nel tardo pomeriggio di ieri, assistito dai propri cari, Andrea Arman, l'avvocato che tra i primi cercò di tutelare i risparmiatori traditi da Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Avvocato di Vidor, classe 1959, socio fondatore della Liga Veneta negli anni 80, era diventato presidente del coordinamento delle associazioni e dei soci delle banche venete Don Torta. Tante le iniziative che ha portato avanti con l'obiettivo di restituire ai piccoli investitori quanto sparito nel crack delle banche venete. Da qualche anno aveva intrapreso un'altra lotta contro un male che non perdona. Nei mesi scorsi l'ultimo tentativo, che purtroppo non aveva dato gli esiti sperati, i funerali dell'avvocato Andrea Arman non sono stati al momento ancora fissati. L'avvocato Arman era stato ospite di Focus molte volte, le nostre condoglianze alla famiglia. Vediamo un titolo dal Gazzettino, si tratta di un lutto, un attimo che lo ritrovo perché ogni tanto scompaiono, ecco qui, febbre alta e poi la corsa in ospedale, Marica Somaggio muore a 36 anni, lascia 2 figli di 11 e 14 anni, ancora sconosciute le cause della morte, accaduto a Musile. La cronaca giudiziaria, il delitto di Anica Panfile, nuova udienza in corso in Corte d'Assise a Treviso, gli esami tossicologici hanno rivelato che la donna era positiva oltre alla cocaina anche al fentanyl. Fra i testimoni anche il fratello. Vediamo. Seduto vicino al suo legale Franco Battagia, il 79enne imprenditore accusato dell'omicidio volontario della 31enne il cui cadavere era stato ritrovato il 21 maggio del 2023 su un'ansa del Piave a Lovadina, ha ascoltato le relazioni dell'anatomopatologo e della tossicologa forense e poi le parole del fratello Lorenzo, 87enne, impassibile di fronte alle foto mostrate da Antonello Cirnelli, che ha spiegato le lesioni e la morte della povera Anica Panfile, prima colpita al capo presumibilmente a mani nude e poi soffocata mettendole forse una mano sulla bocca e sul naso. La donna, di origini rumene, è emerso. Oltre ad essere risultata positiva alla cocaina, lo sarebbe stato anche per il fentanyl, la cosiddetta droga degli zombie. La sera della sparizione di Anica, il fratello Lorenzo è andato a casa dell'imputato. Per l'accusa lo avrebbe aiutato a spostare un tappeto con all'interno il corpo ormai privo di vita di Anica. Per la difesa un'ipotesi insostenibile. E ha confermato ad onor del vero una circostanza che stride in maniera importante con quella che è l'ipotesi accusatoria, e cioè del fatto che all'interno dell'abitazione dell'imputato non ci fosse quel 18 pomeriggio alcun cadavere, tantomeno all'interno di un tappeto arrotolato come voleva assumere e ritiene la pubblica accusa nell'ipotesi accusatoria. Il fratello ha spiegato di aver aiutato a spostare alcuni tappeti dal sottoscala della casa di Arcade che l'imputata aveva intenzione di trasformare in una palestra, ma lui non avrebbe notato nulla di strano e soprattutto non avrebbe visto alcun cadavere. Nel corso dell'udienza sono stati ascoltati anche i carabinieri dei reparti di polizia scientifica. Sono state trovate durante gli accertamenti delle tracce, ma esigue, di liquidi biologici nel letto di Battagia e in uno dei tappeti. Il perché i rilievi ematici sarebbero stati così ridotti lo ha spiegato ancora il dottor Cirnelli. Secondo il medico legale, l'unica ferita sul corpo di Anica che avrebbe sanguinato sarebbe stata una piccola lesione sul labbro inferiore destro. Il legale di Battagia ha sollevato degli interrogativi anche sul numero di persone che avrebbero potuto aggredire Anica, ma non esclude un'altra circostanza. Lo dicono gli esami di laboratorio e anche la ricostruzione che fa il dottor Cirnelli, diciamo nella parte teorica, dove fa riferimento a una concentrazione di cocaina che in generale potrebbe determinare effetti letali, e la signora Panfile aveva delle concentrazioni molto elevate, anche superiori a questo indice, circostanza che non determina automaticamente la possibilità che sia morta a seguito dell'assunzione di cocaina. Il dottor Cirnelli l'ha esclusa. Noi, il consulente medico legale di parte, cioè nostro, che sarà sentito successivamente, ritiene che è una causa non escludibile.
Andiamo ai furti, non c'è tregua, ladri, bande di ladri, banditi che arrivano dai paesi dell'est in particolare continuano a colpire indisturbati. L'ultima spaccata nel cuore della notte a Negrisia di Ponte di Piave. Vediamo. Qualcuno ha visto 3 o 4 persone, io non le ho viste, ho visto solo una macchina andare via a forte velocità. Macchina scura di grossa cilindrata. Sono uscito sul terrazzo cercando di farmi vedere in modo tale che potessero andare via, insomma, forse ho ottenuto questo effetto, altrimenti avrei portato via anche più merce. Diciamo che ho urlato e comunque mi sono fatto sentire. L'azione è stata rapida, 7-8 minuti in tutto, ma quei momenti per Antonio Lorenzon sono stati interminabili. Dal terrazzo di casa sua l'imprenditore ha infatti assistito alla spaccata ai danni del proprio negozio, il piano di sotto, l'expert di Negrisia, da decenni una delle attività più note e frequentate della zona, in pieno centro al paese. A tirare Lorenzon giù dal letto alle 3 di notte sono stati prima degli strani rumori, poi l'impianto di allarme con i delinquenti che hanno sfondato la vetrata d'ingresso, forse con l'auto in retromarcia usata come ariete oppure con un gancio, un copione simile a quello che si è registrato sempre nottetempo in una ferramenta di Martellago. All'interno del locale viene divelta anche una seconda saracinesca, un raid chirurgico. Sapevano esattamente dove andare perché hanno rotto solo le vetrate dove erano contenuti i telefoni di maggior valore, senza toccare altre parti del negozio. Ecco, alla fine quanto hanno portato via? Quanto ammonta il danno? Circa 50.000 euro. iPhone, soprattutto telefoni del valore più elevato. L'allarme interno con i suoi sensori ha funzionato, ma non ci sono immagini. Il vecchio sistema di videosorveglianza non rispondeva più ai requisiti della privacy sui luoghi di lavoro. Stavamo pensando a rimetterle rispettando tutte le normative. Immediato l'intervento dei carabinieri e la relativa denuncia. Probabilmente saranno sentiti dei residenti, a loro volta svegliati nel cuore della notte. Restano i danni e la paura, con Antonio che però ha mantenuto calma e sangue freddo. Lui stesso conferma, tiene un'arma ma non l'ha utilizzata. Se l'avessi usata, l'avrei usata contro dei malfattori che stavano scappando, per cui sarei passato dalla parte del torto. Mi auguro che possano prenderli, purtroppo adesso non sei più tranquillo e speriamo che non succeda più. E ne abbiamo parlato ancora una volta ieri sera a Focus. Sentiamo una parte dell'intervento di Gennaro Marotta, esponente di Azione. Chi è borseggiato a essere presente al processo, altrimenti non si fa. Devi fare la denuncia anche. Non è possibile, perché non è ormai i borseggiatori, le borseggiatrici se ne sono fatti un vanto di questo, ma non solo a Venezia, sono diventati ormai dappertutto, ci sono a Milano, a Roma. Ma è mai possibile? Non è possibile questo. Cioè, una borseggiatrice viene presa, va messa in galera, appunto, o comunque sia, va espulsa, va mandata nel suo paese d'origine, perché sappiamo che hanno anche un paese d'origine. Non è accettabile che noi qui raduniamo tutta, mi spiace dire, tutta la feccia che ci mandano altri paesi. Non sono né leghista né razzista, ma non è possibile che, guarda caso, da alcuni paesi sono state svuotate le carceri e ce li troviamo tutti qui. Non è possibile. Gennaro Marotta ieri sera a Focus. Adesso andiamo da Lucio Zanato perché ci sono rischi grossi per tanti prodotti alimentari italiani, in particolare anche per il formaggio grana, a causa dei dazi che potrebbe applicare il presidente Trump. In diretta da Lucio Zanato. A te, Lucio. Buongiorno direttore, ti faccio già invidia, sono immagino, perché non si può trasmettere il profumo che c'è qui. Siamo nel magazzino centrale di Agriform a Somma Campagna, siamo nel cuore del Grana Padano e siamo con l'uomo del formaggio, anzi dei formaggi più venduti al mondo, perché il signore che è qui vicino a me, Nisio Paganin, è il presidente di Gran Terre, che è la società che commercializza Grana Padano e Parmigiano Reggiano, ed è amministratore delegato di Agriform, che è la società, anzi la cooperativa di secondo livello che produce il grana padano. Come ci si sente a essere il numero uno del formaggio, anzi dei formaggi più venduti al mondo? Ci sente benissimo, ma non è
merito mio, comunque non solo merito mio, è merito dei 750 allevatori che nel Veneto portano il latte ai loro caseifici e che a loro volta portano il formaggio qui a stagionare e poi a confezionare e a commercializzare. Ecco, intanto Nicoletta ti fa vedere, il direttore vi fa vedere, telespettatori di Rete Veneta, il magazzino. Qui quante forme ci sono? Qui ci sono circa 300.000 forme. Per un valore complessivo? 150 milioni, poco. Adesso un po' di più perché sta aumentando. E in un anno noi mediamente lo svuotiamo 2 volte, quindi da questo magazzino ne partono circa 600.000. Ed è dei magazzini di Gran Terre il più grande, ce ne sono altri 2 e complessivamente l'azienda ogni anno vende 1.200.000 forme. Ecco, lei diceva prima che si sente benissimo nel suo ruolo, un po' meno con Trump che adesso minaccia dazi. Ahimè sì, ancora una volta questo signore è passato all'attacco e quindi American First sta difendendo o vorrebbe difendere così i produttori americani che fanno il formaggio similare, quindi per difendere quel mercato e non solo per quello sta minacciando di fare quello che ha già fatto a partire dall'ottobre del 2019, quando ormai scadenza di legislatura aumentò i dazi che già ci sono del 15%, li portò al 40%. E allora secondo lei cosa deve fare la politica per salvare questo prodotto che è il più venduto al mondo nell'agroalimentare? Ma io non ho queste capacità, non do suggerimenti alla politica, posso ricordare che molti anni fa, negli anni 90, la Comunità Europea sosteneva l'export con quelle che allora si chiamavano le restituzioni all'export, cioè davano una sorta di premio a chi esportava nei paesi extra UE. E quello è lo strumento che potrebbe essere ripristinato solo in toto, in parte. Ricordo erano 3.225 lire al chilo, ricordo questo numero perché ogni fattura accompagnava con sé questo diritto. Potrebbe essere uno strumento, una sorta di dazio al contrario. Tu mi imponi un dazio, io aiuto i miei ad esportare. Ed non è un suggerimento, è un ricordo che mi rimane. Ma ricordo anche cosa successe nel 2019. Dazi americani del 40%, calo improvviso dell'export del 10%, ma attenzione, un calo che era già supportato da prezzi molto bassi. Oggi che i prezzi sono decisamente diversi, questi dazi al 40% o al 100%, come addirittura minacciato in campagna elettorale, significherebbe una tragedia diretta, perché il mercato americano diventerebbe un mercato molto più difficile da affrontare, ma peggio un danno indiretto con l'effetto domino che avrebbe questo sul mercato nazionale italiano e europeo, perché il formaggio che non vendi in America devi svenderlo in questi paesi, quindi deprimerebbe tutto il mercato e quindi un danno potenzialmente, parliamo di un mercato di circa 4 miliardi e mezzo, se perdesse il 10% il valore sarebbe mezzo miliardo, ed è un numero non casuale. Noi stimiamo che questa disgrazia potrebbe avere questo peso. Grazie a te direttore. Lucio, volevo chiederti, siccome tra un po' vedremo servizio sulle incursioni dei ladri nelle cantine, volevo sapere se oltre ai dazi c'è il rischio che i ladri entrino anche lì a portare via le forme di grana. C'è il rischio? Ecco direttore, se puoi ripeterla perché la sente direttamente il nostro ospite. No, buongiorno, grazie molte per la sua partecipazione. Dicevo, oltre ai dazi, siccome continuano le incursioni dei ladri anche nelle cantine e oltre che nelle abitazioni, c'è il pericolo che vengano a portare via anche le forme di grana? Noi qui siamo come a Fort Knox, oltre ovviamente agli impianti d'allarme efficientissimi. Ciò non toglie che possa capitare, porta male dire questo, ma per fortuna negli ultimi 20 anni non abbiamo subito furti, non abbiamo subito danni di questo tipo. Grazie molte, facciamo tutti gli scongiuri del caso ovviamente, però data la situazione i ladri vanno dappertutto e quindi diciamo senza esclusione di colpi. Vediamo, grazie a Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto e al loro ospite, e vediamo il servizio sul colpo ai danni della cantina Antoniazzi di San Pietro di Feletto.
La preoccupazione maggiore era questa, che entrassero e trovassero magari i miei genitori e poi succedesse qualcosa, insomma. Per questo siamo preoccupati abbastanza quando eravamo ancora via. Una corsa a casa dal ristorante dove stavano trascorrendo una tranquilla serata, con la paura che i due individui catturati dalle telecamere della videosorveglianza potessero entrare nell'abitazione degli anziani genitori. Remigio Antoniazzi e la sua famiglia hanno vissuto quasi in diretta l'incursione dei ladri venerdì sera nella loro proprietà in località San Michele a San Pietro di Feletto. Mentre la famiglia è a cena fuori, le videocamere della cantina immortalano queste immagini. Le telecamere mostrano poi i due individui spostarsi verso l'abitazione di Remigio Antoniazzi e quella dei suoi genitori a poca distanza dalla cantina. Dalle telecamere si vede che aggirano la cantina, vanno verso l'abitazione e nello stesso minuto tornano indietro, perché in quel momento c'erano i miei nonni in casa, appunto, che erano anche usciti perché abbiamo i cani che abbaiavano. Padre e figlio si precipitano in via San Michele, qui l'amara sorpresa. Enrico, sono entrati da qui sostanzialmente? Sì, hanno spostato le bottiglie, devo dire che sono stati anche abbastanza prudenti, non hanno rotto niente e hanno attraversato la cantina fino a raggiungere l'ufficio, dove hanno messo sottosopra tutti i vari documenti che c'erano e dove hanno trovato, diciamo, il bottino. E parliamo di quanto più o meno? Circa 200 euro. Lo stesso modus operandi degli altri colpi a Valdobbiadene e Conegliano dei mesi scorsi, che avevano portato ad ipotizzare che fossero opera della stessa banda specializzata proprio nei furti ai danni delle cantine. Anche se per Enrico Antoniazzi è difficile parlare di professionisti nel caso del furto di venerdì sera. I professionisti non direi proprio, perché insomma uscendo si sono anche persi parte del bottino per strada. 10 euro persi durante la fuga e recuperati poco lontano. Sul posto i carabinieri al lavoro per individuare i responsabili. Quella sera stessa in via San Michele sono stati una decina i colpi tentati o andati a segno nelle abitazioni della località felettana. Non si dorme più tranquilli, ad ogni minimo rumore si deve stare attenti e quindi è un brutto vivere. I furti e le rapine terrorizzano da troppe settimane il nostro territorio. Spero che il Parlamento possa calendarizzare con la massima celerità il disegno di legge della Lega, che prevede una serie di norme in grado di combattere i furti, come l'aumento delle pene nel minimo e nel massimo edittale, per consentire che chi viene sorpreso a rubare non la faccia franca e vada in galera. Le parole del capogruppo della Lega Liga in Consiglio regionale, Alberto Villanova. Francesca Bozza ha firmato questo servizio. Adesso andiamo in diretta a Cabalbi, a Venezia, perché sta parlando il presidente Zaia. Sentiamo. È ovvio, no? Ma ripeterebbe i contenuti della legge regionale di Questo non te lo so dire, cioè, di certo nell'ambito della libertà di fare una circolare cercheremo di capire fino a che punto si può, diciamo, si possono codificare questi passaggi che sono di natura tecnica e clinica. No, ci stanno lavorando. Considerate che adesso, se c'è anche l'impugnativa della legge toscana, capiremo anche da quell'impugnativa quali sono i punti sui quali si può avere ambito di manovra, perché poi anche dalla stessa motivazione impugnativa capiamo se è solo un fatto di incostituzionalità o anche di procedibilità rispetto a alcune pratiche. Ma sai, il comitato etico ha una bella responsabilità quando prende in mano un dossier di un paziente. Ma mi metto anche nei panni del paziente che 37 giorni per un malato terminale sofferente, cioè non è poca roba, sono interminabili. Adesso io non dovrei parlare delle condizioni cliniche dell'ultima paziente, stiamo parlando di condizioni estreme, non stiamo parlando, e mi fermo qua, sull'estremo vuol dire estremo, più di quello che immaginate. Altro? Tornando a parlare di sanità, un attimo se è possibile, si parlava di avanguardia della medicina, di progressi. L'ultima volta, la settimana, raccontava come l'applicazione dell'intelligenza artificiale ha permesso di scoprire le installazioni. Sì. Mi chiedevo quali erano le prospettive di sanità, ma anche non in sanità, quindi se magari ci sono tanti. Ma sai, io resto convinto che la battaglia che qualcuno fa, secondo me poco coerentemente, all'intelligenza artificiale è la stessa battaglia che abbiamo visto, alla quale abbiamo assistito negli anni 90 contro internet, no? C'era tutta una corrente di pensiero che pensava che fosse una puttanata. Oggi se noi immaginiamo di interrompere e chiudere la rete solo nella sanità, cioè non so,
io dico, a volte dico scompaiono anche i letti, cioè, nel senso che siamo internet dipendenti, ma performiamo molto meglio. Leggevo qualche giorno fa su una rivista straniera, ma non ve la so citare perché non mi ricordo neanche più cosa fosse, e c'è un articolo, un estratto di un articolo, e dice adesso c'è una novità, l'intelligenza artificiale che riesce a fare qualcosa che non era previsto. Hanno scoperto che gli algoritmi di intelligenza artificiale in medicina riescono, valutando la pupilla, a distinguere se l'occhio è di un maschio o di una femmina. Attendibilità 70-90% dell'esperimento scientifico. Allora, i maghi dell'intelligenza artificiale assieme ai clinici stanno cercando di capire che giro, perché un clinico non riesce a capire dall'occhio se un maschio è una femmina. Sembra che l'intelligenza artificiale, ovviamente sovrapponendo più algoritmi, sia riuscita a leggere valutando la vascolarizzazione dell'occhio. Questa è l'ipotesi più accreditata. Ma noi non dobbiamo aver paura di queste robe, perché è l'umano che alimenta l'intelligenza artificiale. Chi ha paura pensa che l'intelligenza artificiale pensi da sé, ma l'intelligenza artificiale non pensa da sé. Quando il professor Dei Tos, l'anatomopatologo, che è anche presidente della scuola di medicina, ci dice che la candidabilità dei suoi pazienti negli istologici aumenta del 20% utilizzando l'intelligenza artificiale, non vuol dire che quelli che vedevano i vetrini non li sapevano leggere, vuol dire un'altra roba, vuol dire che nel building di tutte le immagini storiche c'è qualcuno che te le mette in fila velocemente e ti dice guarda, questa è uguale a quella, cosa che un umano non riuscirebbe a fare. E così vale per le mammografie, che oggi centrano l'immagine in base allo storico delle immagini centrate su quella paziente, quindi ti dà esattamente la stessa immagine sovrapponibile. Ma questo può fare l'intelligenza artificiale, lo possono fare le macchine, lo può fare la medicina di precisione, definiamola così, ma non lo può fare l'umano, perché l'umano oltre un certo limite non ci arriva. Pensate solo alla rivoluzione che ha portato il microscopio, una lente in medicina, no? Altro? Grazie, buon lavoro, grazie. La conferenza stampa in massima parte sulla sanità, avete sentito che ha parlato anche di fine vita dopo l'approvazione della legge regionale in Toscana sul suicidio medicalmente assistito e poi anche sull'intelligenza artificiale. Andiamo in pubblicità e poi avremo in collegamento Don Dante Carraro, che è il direttore di Medici per l'Africa QAM. A tra poco, state con noi. Tra poco Don Dante Carraro in collegamento, ma vediamo prima il Presidente Zaki che sta rispondendo alle domande dei giornalisti. Sentiamo in diretta. Fine vita in Italia esiste in virtù di una... Non è giornalista. No, sì. Non lo so. Non è che fa interferenza. No, neanche io, per quello spento. Ma no, ma non sono interferenze. Vai. Va bene, rifacciamo, riproviamo. Prego. Terza. Ciak. Buona la terza. Fermala. No, non c'è le bandiere. Vai. Circolare che metta insieme regioni, regole, perché? Perché fine vita esiste in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale del 2019, quindi non si vada a far credere ai cittadini che non esiste in Italia, ma esiste. Dall'altro questa sentenza è lacunosa su due fronti: il tempo di risposta al paziente terminale che non è previsto e chi somministra il farmaco, quindi cerchiamo di capire se nell'ambito di una circolare di natura squisitamente tecnica si possano risolvere questi due problemi. Ma quali sono i tempi, quali le speranze di successo? Ma guardi, i tempi io spero siano celeri, dopodiché dal 2019 ad oggi abbiamo avuto 7 richieste, 4 sono state rigettate dai comitati etici, 3 accolte, 2 delle quali hanno avuto la gestione del loro fine vita. Senta Presidente, l'Osservatorio per la spesa sanitaria privata in Italia indica che nel 2023 la spesa pro capite in Veneto risulta superiore rispetto alla media nazionale, inoltre che il 7,4% dei veneti abbiano rinunciato alle cure appunto sanitarie. Lei come commenta? Non commento, nel senso che non conosco questi dati, quindi per me è difficile commentarli. Se mi date i dati li commento volentieri. La seconda edizione
Health Forum dedicato alla medicina di precisione, in previsione anche di... Sì, questo nasce da una mia idea, tanto è vero che ci ho voluto mettere anche questo titolo, no? World Health Forum, Veneto World Health Forum, che sta ad indicare la volontà di essere un centro di eccellenza di riferimento internazionale nel dibattito rispetto alla sanità del futuro. Partecipano oltre 35 università italiane e del mondo, partecipano un sacco di ricercatori, di relatori, abbiamo avuto oltre 3.000 frequenze nei 4 giorni dell'anno scorso e quest'anno faremo ancora di più, 13 centri di ricerca internazionali, e quindi sarà il vero ambito nel quale si discuterà veramente della sanità del futuro. Una delle ultime cose che si è sentita in termini di politica e delle elezioni è che magari sono il Covid e Ma guardi, non ne so nulla, se ne legge una di nuova tutti i giorni, questa sarà quella nuova dell'ultimo giorno. Tornando a parlare di sanità. Scusa che senza microfono volevo chiedere, l'ho interrotta io. Vai. No, dicevo che forse quello parlava di sostenibilità economica e diceva che anche la regione in qualche modo dovrà fare una partecipazione, insomma in qualche modo bisognerà studiare dei programmi di sostegno. Ma di cosa? Di questa sostenibilità economica. Ma no, guardi, i cittadini si curano senza se, senza ma, prova ne sia che il Veneto pratica cure sperimentali, ad esempio nella cura del cancro, che sono cure che addirittura arrivano a costare anche 80-100 mila euro a prestazione. Questo lo facciamo noi, non lo fanno altri paesi che vengono ritenuti molto all'avanguardia in giro per il mondo per la sanità. Penso che con la medicina di precisione si arriverà a delle cure tailor made, prova ne sia che si parla di terapie geniche e di molto altro ancora. E tutto questo ovviamente ha dei costi, però sono anche convinto che da un lato le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale e l'industrializzazione di questi processi ci permetterà di essere performanti e di garantire a tutti queste cure. Presidente, una battuta sulla Primavera del Prosecco. La Primavera del Prosecco nasce 30 anni fa da 15 mostre eccezionali che però vivevano tutte di vita propria senza nessun coordinamento. Oggi siamo davanti a un vero processo di marketing territoriale che porta oltre 300.000 persone, visitatori, a visitare queste mostre, che hanno un vero e proprio cartellone, diciamo, con dei programmi che sono usciti ovviamente dall'ambito della mera degustazione per la visita del territorio. Queste mostre, ricordiamo, della Primavera del Prosecco si tengono nel cuore del patrimonio dell'umanità delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Sul fine vita le chiedo ancora un suo invito anche a chi è contrario a desiderare, volere questa legge. Ma guardi, io penso che stiano a rispettare le idee di tutti, dei favorevoli, dei contrari, dei dubbiosi. Ovvio che tutte queste tre categorie hanno tutto un interesse di chiedere una legge. Se uno è contrario la chiederà per vietare il fine vita, visto considerato che al di là di quello che si vuole far credere, il fine vita oggi in Italia esiste ed è gestito, sancito e regolamentato da una sentenza della Corte Costituzionale del 2019. Presidente, scusi, un'ultima domanda. Per quanto riguarda il progetto del ponte di Vidor, il consigliere Zanoni ha mandato proprio questa mattina, ha diramato un comunicato in cui lo definisce un progetto impattante e costosissimo, chiede chi lo gestirà e che la Regione chiarisca. Lei può rispondere? No. Grazie. No, perché non è neanche un'opera nostra. Ciao, Però scusa, ma che di roba che non sono neanche opere nostre? Da Treviso. Allora questa si è chiusa con un categorico no, la conferenza stampa. Ilaria Marchiori, la nostra redattrice di Venezia, la conferenza stampa del presidente Luca Zaia. Grazie Ilaria Marchiori, anche a Sandro Ponchio. Adesso vi dicevo, abbiamo in collegamento, lo ringrazio e lo saluto molto, Don Dante Carraro, che è direttore del QAM Medici per l'Africa. Non è un uomo, è una leggenda, mi è venuto da dire l'altra sera parlando con alcuni ospiti di aiuti, di soccorsi, di quanto il QAM ha fatto e sta facendo in Africa con la costruzione di ospedali, medici che si fanno in quattro per aiutare i malati. Grazie Don Dante, grazie per essere di nuovo qui. Grazie molte. Grazie a lei direttore e grazie a tutti gli spettatori, grazie di cuore.
Senta, volevo sentirla su questa vicenda di Trump che su indicazione di Elon Musk ha deciso in qualche modo di smantellare USAID, che è un ente per gli aiuti civili e l'assistenza allo sviluppo. Tanto che cos'è questa organizzazione che immagino abbia dato finora un grande contributo a tutti coloro che aiutano i più deboli? Assolutamente, è di fatto, per semplificare, potremmo chiamarlo, è l'aiuto americano per lo sviluppo delle zone più fragili del pianeta, ovviamente molto di questo in Africa. E le osservazioni sono due. Uno, se uno mi chiedesse, ma USAID, che ha 30 anni di storia, che ha una dedizione, insomma, nei confronti dei paesi poveri, eccetera, è tutto perfetto, va tutto bene? Io dico no, non è vero che va tutto bene, non è vero che è tutto perfetto, perché come tutte le grandi strutture, questa è una grossissima agenzia che istituita da Kennedy ancora agli anni suoi, per aiutare i paesi poveri. Ovvio che in termini di efficienza, in termini di operatività, in termini, ci potrebbe lavorare molto, come tutte le grandi organizzazioni. Penso anche, visto che si parla anche dell'OMS, anche per l'OMS, migliorare in efficienza, in trasparenza, in operatività concreta, questo sì, va detto. Però l'altro punto è anche che chi come noi lavora in contesti poveri come quelli dell'Africa, penso in particolare all'Uganda, dove noi avevamo questi 2 finanziamenti di USAID. E il primo finanziamento riguardava il materno infantile, cioè le mamme e i bambini, e il secondo finanziamento riguardava la tubercolosi. Ovvio che, come è capitato, Trump firma oggi il decreto di sospensione immediata e tassativa delle attività di USAID, e il giorno dopo in Karamoja, nel nord-est dell'Uganda, dove noi lavoriamo, ci arriva un comunicato formale scritto dove dice da oggi è tassativo e obbligatorio sospendere ogni attività che venivano finanziate dai fondi USAID. Per noi ha voluto dire che il giorno dopo abbiamo dovuto sospendere l'uscita delle ambulanze a prendere le mamme incinte, piuttosto che un bambino con la malaria grave. Oppure gli interventi che riuscivamo a fare, un cesareo o una trasfusione di sangue per le mamme che avevano bisogno, dal giorno dopo noi non abbiamo più potuto farli. E così come sulla tubercolosi, sospendere, fra l'altro la terapia della tubercolosi sapete che dura 6 mesi e tutti i medici sanno che deve durare 6 mesi, perché se la sospendi aumenti le resistenze, eccetera. Sospendere la terapia della tubercolosi vuol dire non solo ridurre il problema della tubercolosi, ma aumentarlo. E quello che è capitato è stato questo. Ovvio che questo è un impatto importante, serio e non c'è grave. dubbio, Don Dante, comprendiamo lo stato d'animo di chi si vede tagliate così brutalmente le risorse, ma perché Musk dice è una organizzazione politicamente di parte, poi addirittura ha usato un'espressione come una ciotola di vermi? A cosa si riferisce? Alla gestione? A che cosa si riferisce? Si riferisce alla gestione in particolare, si riferisce a una macchina grossa, per cui in termini di efficienza, quando tu anziché avere in un'azienda, invece di avere 100 dipendenti, ne hai 150.000, adesso non ho il dato preciso di quanti funzionari, ma sono di più, di funzionari che lavorano, dentro lì trovi anche la ciotola di vermi. Questo ci sta, e non è che in questi anni
non siano mai venute fuori inchieste, approfondimenti su questa agenzia, per cui io dico benissimo porre questo tema, ma una volta posto questo tema va affrontato per questo tema, cioè voglio dire, avrei fatto un'indagine subito dentro magari dove le segnalazioni sono arrivate, proverei a identificare lì dove, ma non buttare via, ecco, diciamola così, con l'acqua anche il bambino, perché rischi dopo di fare danni. Però è comprensibile l'idea di fare chiarezza su come USAID lavorava e ha lavorato in alcune parti del mondo. Io dopo conosco, per esempio, in questo caso noi lavoriamo in Uganda, USAID noi abbiamo presentato un progetto sono quasi 400.000 euro mi pare, questi 2 progetti che ci aiutano ad andare avanti nel lavoro che facciamo in Karamoja. Abbiamo dato un progetto, è stato firmato, c'è un contratto, noi stiamo rispettando le scadenze. In questo caso devo dire l'Uganda, la sede di USAID, per quel che riguarda noi, lavora in maniera trasparente, in maniera efficiente anche, e non possiamo dire niente. Altre parti del mondo si sa, perché si è letto nei giornali, le inchieste, ecco, che magari tutto questo. Quindi magari si poteva, ecco, fare un'operazione più mirata, ecco, più concentrata. Lì, come tutte le istituzioni ci sono anche queste zone d'ombra qua che vanno chiarite, vanno, come posso dire, il termine più giusto potrebbe essere vanno lavate, vanno pulite, ecco, vanno ripulite, vanno tirato via le persone che non sono adeguate, che non si sono comportate in maniera anche eticamente corretta, e vanno rimpiazzate con altre. Ecco, senta, Don Dante, sa che noi parliamo spesso di sanità in Veneto, di mancanza di medici e di infermieri. Vale lo stesso anche per diciamo, la vostra attività, che ovviamente punta sull'intervento dei medici. Lei, ricordo tra l'altro che lei è un medico laureato in chirurgia, se non ricordo male. Sono specialista in cardiologia. Cardiologia. Sì, ecco, sì. C'è questo problema dei medici, così paradossalmente, magari per dei medici che vanno in Africa non c'è mancanza, oppure sì? No, la mancanza è direttamente proporzionale, cioè se ne abbiamo meno in Italia, ne abbiamo meno anche magari che tendenzialmente sono disponibili a partire per l'Africa. Dopodiché è anche vero che noi sono 15 anni che abbiamo fatto tutto un lavoro di sensibilizzazione nelle università. Noi abbiamo una collaborazione con più di 30 università italiane, da Trieste, Milano Bicocca, la Statale, Torino, la Regina Margherita, piuttosto che Bologna, si passa per Firenze, a Roma. Sono stato alla prolusione dell'anno accademico del Gemelli settimana scorsa, e giù fino a Napoli, Palermo, Sassari. Ecco, Bari per esempio, un'altra grande università. Ecco, in queste università noi sono ormai 15-20 anni che facciamo 2 cose. Uno, la sensibilizzazione sul grande tema della salute globale, cioè la salute, il Covid l'ha dimostrato, come dire, ha una dimensione locale, ma deve tener conto anche di una dimensione più globale, perché le malattie migrano ed è intelligenza affrontarle complessivamente. Ecco. E questa è la prima cosa che facciamo, e facciamo queste formazioni nelle università, quindi molti giovani, terzo, quarto, quinto anno di medicina ci incontrano, ci conoscono, ne parliamo dell'Africa, quindi seminiamo idee buone. Poi ci sono anche gente che ha un cuore grande. Io dico, sono orgoglioso di dire che per esempio comunque sono molti giovani che dal Veneto, da Padova, Treviso, quanti anche da zona bellunese piuttosto che Pordenone, ma Vicenza moltissimo, eccetera, che comunque si interrogano e
e mentre coltivano la dimensione anche del nostro paese, al servizio del nostro paese, anche aprono questa finestra nei confronti dell'Africa. Questa è la prima. E la seconda cosa che facciamo, oltre alla formazione teorica, diamo la possibilità a un giovane laureando in medicina, quindi non ancora laureato, di partire un mese a proprie spese e va in uno dei 20 ospedali che abbiamo in Africa e fa un'esperienza di un mese. Tocca con mano, sente gli odori, comincia a vedere le persone in una lingua diversa, contesti diversi, e lo fa in modo protetto, perché vanno in uno dei nostri ospedali e li avviciniamo a questa realtà. E dopo, successivamente, a 29-30 anni, quando stanno finendo la specialità, abbiamo fatto un accordo proprio formale con la CRUI, cioè la conferenza dei rettori delle università italiane, che dice che 6 mesi o 12 mesi di stage formativo e in uno degli ospedali del QAM in Africa corrisponde agli obiettivi formativi della scuola di specialità che stanno facendo. E quindi le università italiane mantengono la borsa di studio a questi nostri giovani medici e partono, noi gli diamo l'alloggio e il visto, l'iscrizione all'ordine professionale in loco, e loro si pagano il biglietto di aereo e il vitto. E facendo in questo modo noi abbiamo anche l'anno scorso oltre 70 giovani medici che sono partiti in uno di questi 20 ospedali, e complessivamente negli ultimi 12-13 anni ne sono partiti oltre quasi 650-700, insomma, quindi coltiviamo le vocazioni, possiamo dire così, con le esperienze concrete. Questo ci aiuta ad avere anche delle persone che parte anche in contesto a risorse limitate, cioè voglio dire, con pochi medici magari che abbiamo anche nel nostro paese o nel nostro Veneto. Don Dante, guardi, grazie tante, complimenti. Pensavo che, sai che noi parliamo spesso di violenza giovanile, no? Tanti giovani violenti, baby gang. Secondo me fargli fare un mesetto in Africa invece che i lavori socialmente utili forse sarebbe ancora meglio. Lo proponiamo. Condivido in pieno al 100%, perché l'Africa da questo punto di vista è una grande maestra di umanità. Vediamo se riusciremo magari a realizzare qualcosa del genere proprio per il bene di questi ragazzi. Don Dante, però grazie se c'è molte, qualche giovane, direttore sì. Scusi, se c'è qualche giovane che fa scienze politiche, che fa amministrazione, che fa oltre ai medici, ma che fanno anche economia internazionale, per esempio, eccetera, avessero voglia di spendere 1 mese, 2 mesi, insomma, anche solo per capire di più questo mondo, siamo molto aperti. Grazie, è un appello che sarà sicuramente raccolto, un'esperienza straordinaria con Don Dante, con il QAM e con i Medici per l'Africa. Grazie Don Dante, buon lavoro, a presto. Grazie direttore, buongiorno a tutti gli spettatori. Grazie, andiamo in pubblicità e poi torniamo subito con altre notizie. State con noi in regia Renato Capoia e Andrea Basso, a tra poco. Avete visto quanta solidarietà, quanto amore da parte di uomini e donne che vanno in Africa a curare i malati, e anche i centri di formazione professionale possono aumentare la sensibilità su tanti versanti. Vediamo l'esempio dell'istituto IRIGEM di Rosà. Vediamo. Donare sangue e donare organi, un gesto che salva vite, una decisione che può cambiare il destino di chi lotta in silenzio. I giovani, gli studenti, con la loro energia e passione, hanno un ruolo fondamentale nel mantenere viva questa catena di speranza. Lo sanno bene all'ente di formazione IRIGEM, da anni in prima fila nel coinvolgere alunni e famiglie in un viaggio alla scoperta di chi ha fatto del dono una ragione di vita, come i volontari del reparto donatori di sangue a Montegrappa e di Aido. Anche quest'anno infatti IRIGEM ha promosso incontri a scuola
scuola e partecipa al concorso Marisa Nardini Viscidi. È un concorso che facciamo per le scuole superiori e al quale l'Irigem ha sempre partecipato e ha vinto tante volte. Noi veniamo nelle scuole per promuovere la donazione del sangue, non solo, anche la donazione degli organi e la donazione del midollo osseo. Il concorso ha l'obiettivo di diffondere la cultura del dono e di sensibilizzare i giovani sull'importanza della donazione del sangue. Vogliamo sensibilizzare quello che è l'argomento, quindi attraverso dei progetti in diverse modalità, tra multimedialità, grafica, quello che in definitiva la scuola va a passare loro come competenze. Noi lo applichiamo in questo concorso e ne approfittiamo anche per trasmettere loro quella che è l'importanza della donazione del sangue. Per il concorso sono stati coinvolti trasversalmente gli alunni di prima, seconda e terza, che oltre a produrre elaborati hanno creato anche un vero brand, realizzando una storia attorno a un concept nato dal confronto e dalla collaborazione fra tutte le classi. Scegliere di diventare un donatore di organi è molto importante. Il 2024 il Veneto è stato quello con più trapianti di organi, 130 qui nel Veneto. E allora promuoviamo perché un sì può salvare moltissime vite. Un sì può cambiare il futuro, passo dopo passo, o meglio, goccia dopo goccia, per dare vita alla vita. Ottimo servizio di Alex Giuliano e vediamo adesso a 82 anni dalla battaglia di Nikolajevka in cui persero la vita migliaia di alpini, in piazza Cittadella c'è stato il ricordo. Una corona di fiori in piazza Piero Bona, Cittadella, per ricordare la memoria degli alpini caduti nella battaglia di Nikolajevka 82 anni fa. Dal 2022 la Repubblica riconosce il giorno 26 gennaio quale giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini al fine di conservarne la memoria dell'eroismo dimostrato dal corpo d'armata alpino nella battaglia di Nikolajevka durante la Seconda Guerra Mondiale, nonché al fine di promuovere i valori della difesa della sovranità e dell'interesse nazionale, nonché dell'etica, della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato che gli alpini incarnano. Un'occasione importante per ricordare l'82esimo anniversario della battaglia di Nikolajevka, che ancora oggi rappresenta quello che è l'esempio degli alpini, l'esempio di quella forza, di quella capacità di tenere sempre la testa alta, di quel senso del dovere che nei giorni nostri deve diventare esempio per noi tutti, esempio per le nuove generazioni, esempio per chi è chiamato a lavorare per costruire ogni giorno nelle piccole e grandi cose un futuro di pace. Un ricordo importante per la nazione e per tutti gli alpini. Questo testimone che ci è stato lasciato dai nostri vecchi di ricordare, di non dimenticare, ecco, noi come alpini continuiamo a portarlo avanti perché crediamo che il ricordare sia sintomo di libertà. E noi alla libertà ci teniamo e non vogliamo dimenticare e perdere questa libertà che i nostri vecchi ci hanno lasciato. In un periodo storico in cui la guerra si riaffaccia ai confini dell'Europa, la memoria è fondamentale per scongiurare il suo ripetersi. 82 anni sono passati dalla battaglia di Nikolajevka, gli alpini vogliono continuare a ricordare quello che è accaduto, ma soprattutto vogliono raccontare alle nuove generazioni quello che è accaduto affinché queste cose non accadano mai più. Viva le penne nere, Rete Veneta sempre vicinissima agli alpini, il servizio di Alex Giuliano. Oggi pomeriggio alle 15:30 nella chiesa di Beverare di San Martino di Venezia i funerali di Carla Gatto, la mamma di Gino Cecchettin. La signora si è spenta all'età di 76 anni venerdì pomeriggio in ospedale a Verona, dove era ricoverata per un grave malore che l'aveva colpita il giorno precedente. Sempre vicina alla famiglia del figlio Gino, Carla Gatto gli era stata al fianco anche durante il processo a Filippo Turetta, l'assassino della nipote Giulia. Pittrice e scrittrice, Carla Gatto aveva dedicato anche un romanzo alla nipote.
È tutto per oggi, grazie a Renato Capoi e Andrea Basso in regia. Stasera Focus alle 21:15, vi aspettiamo, intanto una buona giornata.